Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la mascherina, dal titolo in esoterismo, lascia perdere chi non ti vuole. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 Ildegara Marietto Veneziano, coadiuvati da Miles, tengono un percorso esoterico nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini. Bene, iniziamo un po' a capire di cosa tratta questa pillola, perché alcune volte siamo abbandonati, alcune persone sono abbandonate e lasciate sole dopo magari periodi in cui si sono costruiti dei percorsi insieme di 9, 10, 12, anche 3 anni e anche molto di più. E purtroppo chi rimane, come si suol dire, solo, abbandonato, crea dei meccanismi interiori molto pesanti. Però noi dobbiamo capire che il bene più prezioso che abbiamo noi non sono i soldi, perché i soldi si possono ritrovare, in un certo senso riacquisire, ma è il tempo, è il bene più prezioso che noi esseri umani abbiamo, il tempo, e noi dovremo utilizzare questo tempo nel modo migliore. Quindi dobbiamo trovare questo tempo, questo spazio che abbiamo, che ci è stato rubato, relazionandoci con qualcuno che ci vuole e ci dimostra di volerci bene. Quindi dobbiamo reinvestire tutto questo tempo che praticamente ci è stato tolto in questa illusione perché siamo stati abbandonati, non ricercando la coppia di quella persona che ci ha abbandonati, ma con una visione nuova che noi dobbiamo ricostruire dentro di noi. Perché questo? Perché quando noi siamo abbandonati, la maggior parte delle volte creiamo dentro di noi delle mappe mentali che ci, in un certo senso, alimentano una disistima, cioè praticamente perdiamo la nostra autostima e quindi pensiamo che non valiamo, non abbiamo, non ci meritiamo, e dobbiamo imparare a cambiare visione. Dobbiamo nutrire la nostra sfera emotiva in modo che praticamente ci autostimiamo. Questo è un passaggio molto importante che purtroppo, quando delle persone vengono abbandonate, ricercano queste mappe mentali che hanno costruito dentro di sé e pensano che la colpa sia loro. Molte volte non è loro sicuramente, però vanno in una spirale negativa che manda praticamente il cervello, manda questo segnale al cervello che fa in modo che lo nutriamo con messaggi negativi. E mandiamo al cervello il messaggio che non valiamo nulla. E qui dobbiamo invertire questo pensiero. Allora il vostro Marietto Veneziano ha già attivato dei percorsi tramite lezioni di radiestesia basic in cui si possono usare dei circuiti proprio per tagliare questi legami, queste, come si suol dire, cristallizzazioni di pensieri che ci portano solo a una disistima di noi stessi, proprio perché tramite queste, come si dice, situazioni perdiamo la nostra autostima e andiamo sempre verso una, come si dice, autodistruzione e anche a un cammino verso l'entropia. Invece noi dobbiamo ribaltarla con le varie pillole che il vostro Marietto Veneziano ha messo a disposizione di tutti tramite i circuiti radionici, in cui si possono attingere a delle energie nuove che possono essere delle stampelle in questo percorso di ricostruzione della nostra autostima. Queste pillole le trovate nei percorsi gratuiti di radiestesia basic del vostro Marietto Veneziano. Quindi chi vi ha abbandonato, non corretevi più dietro, lasciate stare, lasciatevi fare il suo cammino, costruitevi voi un castello nuovo, delle mura nuove, rinforzate la vostra autostima. E è vero anche che si potrebbe dire: ma io sono stato abbandonato o abbandonata e non devo andare a correre le elemosine subito da un'altra persona. Questo è anche vero, però è anche vero che noi non possiamo vivere di queste sofferenze alimentandoci di queste emozioni negative. Dobbiamo dare un taglio e cercare di
andare avanti e ricostruirci qualcosa di più solido, di più funzionale, di migliore, con persone che realmente valgono la pena di essere vissute e che costruiscono insieme a noi un futuro degno di essere vissuto. In sintesi, il segreto è cercare la propria anima gemella. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto ha detto tutto. Vi ringrazio e vi chiedo di iscrivervi al gruppo di The Garda Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!